Incidente mortale nel pomeriggio lungo la A13, nello schianto tra tre auto, uno dei veicoli prende fuoco, un albanese di 41 anni muore, era residente a Treviso da molti anni. Presentate oggi le 10 aziende fondatrici del consorzio da cui rinascerà il Treviso Calcio, 10 realtà per partire, l'invito ad altri imprenditori per allargare la società. Fondamentale intervenire sullo stadio Tenni, accordo tra Cassugana e il consorzio per la riqualificazione della casa del calcio trevigiano. Dramma a Goliga di Sant'Urbano, 70enne cade dal terrazzo di casa al primo piano, è molto grave in ospedale. Fermato 2 volte dai vigili nello stesso giorno perché ubriaco al volante, l'incredibile vicenda vede protagonista un anziano di Treviso. Il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini oggi a Trieste, sull'autonomia parole che fanno pensare al tanto temuto compromesso, con i 5 Stelle dice ci troveremo a mezza via. Domani al via anche nella Marche i saldi estivi, il maltempo di primavera ha fatto crollare le entrate dei commercianti anche del 40%, in tutto il Veneto gli esercenti sperano in una ripresa. Uscirà nel 2020 il film sulla storia di Elisa Girottolo, giovane mamma di Spresiano che prima di morire di cancro ha deciso di lasciare 18 doni alla figlia, uno per ogni anno fino alla maggiore età. Sarà impersonata da Vittorio Puccini. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano lo schianto avvenuto nel pomeriggio, poco dopo le 16:30, lungo la A13 Bologna-Padova, all'altezza di Rovigo. La vittima di questo doppio schianto, in realtà il primo schianto ha creato il rallentamento che ha provocato il secondo schianto tragico, quello tra tre auto, una Fiat Doblò, un furgone Doblò che si è scontrato con una Peugeot 208 che ha preso fuoco e poi una Fiat Panda. Bene, è stato il conducente della prima vettura, il furgone Doblò, a morire nell'impatto terribile ed è un 41enne albanese residente a Treviso da molti anni. Come dicevamo, questo secondo incidente mortale, il più grave, è stato causato proprio dal rallentamento dovuto al primo incidente che era stato meno grave, intorno alle 15:20, sempre tra altre 3 auto, e purtroppo appunto c'è stato lo schianto che ha visto morire il 41enne albanese. Riprenderemo la cronaca fra poco perché parleremo anche di un'incredibile vicenda a proposito di sicurezza stradale di un anziano fermato 2 volte lo stesso giorno per guida in stato di ubriachezza, ma andiamo a parlare adesso dell'attesa presentazione del consorzio di imprese che ha il compito di far rinascere il calcio a Treviso. Eccolo il logo della nuova avventura che inizia. Il cuore è la scritta Treviso siamo noi e la cornice non poteva che essere lo stadio Tenni, il luogo simbolo per antonomasia del calcio trevigiano. Diventa così ufficiale il progetto a lungo inseguito dal consorzio di imprese per far rinascere il calcio a Treviso. E credo che questo nome rispecchi esattamente quali sono i valori che fondano questo gruppo, che sono Treviso, amore per la città e amore per lo sport. Allora Sindaco, è un grande giorno, emozionato? Sì, molto emozionato perché, come ci siamo sempre detti, a Treviso mancava in questi anni una realtà calcistica importante, proprio per dare uno scopo anche a tutti quei bambini che oggi giocano a calcio e che da sindaco volevo continuare a dargli la possibilità di sognare un giorno di indossare la maglia biancoceleste. Grazie all'impegno dei primi 10 fondatori di questo consorzio, Treviso siamo noi. Questo sogno può continuare ad esistere. Ricordo che è un consorzio aperto, qui ci sono i primi 10 fondatori, già ci sono decine di aziende che vogliono sposare questo progetto. 10 le aziende fondatrici del consorzio, riunite dal brand Treviso siamo noi e dalla voglia di sviluppare un piano non solamente sportivo ma anche partenariale, sociale e territoriale. Ma entro l'anno se ne aggiungeranno anche altre, una quarantina gli imprenditori che hanno chiesto informazioni per aderire. Sicuramente lanciamo un appello a tutte quelle aziende che vogliono addentrarsi a questo progetto, che ci vogliono credere, che vogliono regalare un sogno e anche, diciamo, mettersi in gioco, perché no?
Il consorzio nelle prossime settimane avvierà delle serate di incontro in cui nuovi imprenditori potranno capire come aderire, quali sono i costi e quali gli step del progetto, con un obiettivo: mettere in rete le aziende, organizzando eventi sportivi ma anche sociali che faranno crescere la società sportiva e le stesse imprese. Con un modello di riferimento, il Consorzio Universo Treviso, che ha riportato in alto il basket trevigiano. E poi c'è la parte tecnica, con lo scopo di far tornare grande una realtà capace solo pochi anni fa di assaggiare la Serie A. È l'inizio di un sogno, ma sicuramente è l'inizio di un percorso che vedrà sicuramente delle difficoltà, ma penso che potrà anche essere parco di molte soddisfazioni. Il prossimo appuntamento entro luglio sarà la presentazione ufficiale della nuova squadra con la prima maglia del Calcio Treviso, che verrà indossata dal sindaco Conte. Un sindaco Conte che nel prossimo servizio parla anche ovviamente di quello che deve essere la casa del nuovo Treviso Calcio e l'importanza di doverla riqualificare in fretta. Anche lo stadio sta cambiando volto. Lo stadio piano piano cambierà volto perché stiamo facendo dei lavori di riqualificazione, in parte verranno realizzati dall'amministrazione comunale perché metteremo a norma gli impianti antincendio e tutta una serie di altri lavori legati all'agibilità della struttura e una parte verranno invece affidati proprio al consorzio che si farà carico di alcuni lavori di riqualificazione dello stadio per farlo tornare ad essere quel gioiello che ha fatto sognare tanti trevigiani che alla domenica venivano a tifare il Treviso Calcio. Vedrete già a partire dall'ingresso, dalla biglietteria, che si tornerà ad entrare proprio da quell'ingresso sotto la scritta Homo Bono Tenni che per tanti anni ha emozionato tutti noi. Troppe volte ho sentito parlare al Tenni, facciamo un parcheggio, un parco, stavo male. Questa è la culla del calcio trevigiano, purché, ho sempre detto, alle spalle ci sia un progetto sportivo serio. Oggi finalmente, dopo 10 anni, un progetto sportivo serio a Treviso ce l'abbiamo. Era una delle mancanze più gravi e dispiaceva francamente che alla domenica non si potesse venire al Tenni a tifare Treviso Calcio. Oggi questo Treviso Calcio vince soprattutto all'interno della sede societaria, perché finalmente c'è una società seria con dei valori. Ritorniamo alla cronaca, allora adesso un settantenne in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso, dopo che stamane a Pianzano di Godega di Sant'Urbano è caduto dal terrazzo di casa, al primo piano è rimasto ferito appunto in modo grave, immediato l'allarme e il ricovero al Cafoncello di Treviso. È successo intorno alle 10 questo incidente. Adesso invece un altro anziano, in questo caso però la vicenda è di altro tipo, è un anziano che è stato pizzicato dalla polizia locale per 2 volte lo stesso giorno ubriaco al volante. È stato certamente un giovedì indimenticabile quello vissuto ieri da un'anziana coppia di trevigiani. Lui 70enne e lei 65enne stavano transitando lungo la tangenziale verso paese. La loro Mercedes procedeva lentamente con qualche incertezza che non è certo passata inosservata ad una pattuglia della polizia locale che ha fermato il veicolo e a seguire ha prima chiesto i documenti e poi è proceduto all'alcol test. Alla prima richiesta il 70enne ha risposto che non li aveva perché la patente gli era stata ritirata qualche mese fa, mentre il secondo ha confermato con un tasso alcolico 3 volte superiore al normale che prima di mettersi alla guida l'uomo era passato al bar degli amici, uscendone solo dopo aver bevuto ben 5 bicchieri di vino. A quel punto è scattato il sequestro e la confisca della Mercedes della moglie, che in quanto a bordo è risultata complice dei reati, per i quali tra l'altro dovrà rispondere in procura. Storia conclusa? Nemmeno per idea, visto che nel pomeriggio tutto si è ripetuto sotto la chiesa di San Giuseppe. Il 70enne è stato fermato questa volta da solo al volante dell'appunto, sempre della moglie, e questa volta con un tasso alcolico nel sangue ben 4 volte superiore al consentito. Stesso copione del mattino, salvo per l'auto, che non essendoci la legittima proprietaria non è stata sequestrata. C'è da chiedersi cosa avrà detto la consorte la sera a cena, facendo il bilancio di una giornata che difficilmente dimenticheranno, se non altro per gli appuntamenti in tribunale previsti per i prossimi mesi. E adesso a Fonte un controllo, un blitz dei carabinieri che ha portato a scoprire in pieno centro un appartamento dove 3 cittadine cinesi dai 30 ai 40 anni si prostituivano e c'era un grosso viavai di clienti in centro in questo appartamento. L'intestataria è una 58enne cinese denunciata.
il blitz dei carabinieri è avvenuto dopo le diverse lamentele dei coinquilini, insomma, della intestataria per il via vai appunto dei clienti in centro città. E adesso invece la truffa della concessionaria d'auto a Volpago del Montello. Avevano visto le auto passando per Volpago nella pagina internet del concessionario. Allettati dal prezzo e dai modelli, in molti hanno versato la caparra per aggiudicarsi quello che ritenevano un buon affare, che si starebbe invece delineando come una colossale truffa ramificata in tutta Italia. A darne notizia è il Movimento Difesa del Cittadino e l'avvocato Matteo Moschini, che sta raccogliendo già diversi casi per farne una causa collettiva. La storia di per sé non è nuova, un concessionario d'auto, tante occasioni, oltre 200.000 euro in caparra e poi la sparizione del titolare con disattivazione di tutti i recapiti telefonici. Sparito nel nulla dopo aver per diverso tempo posticipato la consegna dei veicoli, tutti di importazione, motivandone il ritardo con la burocrazia per la reimmatricolazione. Al momento sono oltre la dozzina i casi già pronti per la denuncia, ma a quella concessionaria di Volpago pare che siano molti di più quelli che hanno versato la caparra svanita nel nulla. C'è chi dice oltre il centinaio in tutta Italia, con molti che sperano ancora sia tutto invece un colossale equivoco. E adesso per parlare di autonomia ci spostiamo a Trieste, dove oggi è stato in visita il Ministro dell'Interno nonché Vice Premier Matteo Salvini, che ha parlato, ovviamente essendo in zona di migranti, di controllo delle frontiere, ma ha parlato anche di autonomia, con delle parole che farebbero pensare, insomma, a un compromesso che potrebbe non piacere al Veneto. Sentite le sue parole del pomeriggio a Trieste. Abbiamo fatto una riunione mercoledì, ne abbiamo un'altra lunedì alle ore 14. Ormai io sono abbastanza esperto della materia, alcuni amici dei 5 Stelle si stanno facendo esperti della materia riunion facendo, noi abbiamo pazienza, quindi stiamo sviscerando dalla scuola alle sovrintendenze, ai permessi ambientali, alle concessioni autostradali, tutto lo scibile umano. Io conto che ci sia a breve in Consiglio dei Ministri l'approvazione di una pre-intesa sottoscritta dalle Regioni che soddisfi entrambe le parti. È chiaro che fra il 100 e il 20 ci si può come punto di partenza trovare a mezza via, anche perché c'è nel contratto di governo, l'hanno votato milioni di cittadini, ci sono altre 7 regioni che hanno fatto richiesta di cominciare lo stesso percorso virtuoso a nord, a centro e a sud, e quindi io sono stato all'assemblea di Confartigianato, quindi un organismo sicuramente che non c'entra nulla con la politica, che confermava che un percorso di autonomia virtuosa serve alla crescita armonica di tutto il paese. E quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4 riunioni, se servirà ne faremo 5, 6, 7, poi finiremo di fare riunioni. Noi le idee chiare ce le abbiamo, Zai è pronto, Fontana è pronto, la Lega è pronta, aspettiamo che tutti siano pronti, però mi sembra che si siano fatti dei passi in avanti. Intanto Simonetta Rubinato avverte: non bisogna mollare su un tema, quello della spesa storica. È fissato lunedì alle 13 il nuovo round sull'autonomia regionale. Si tratterà sulle competenze da cedere subito alle regioni, ma più di qualcuno chiede di rimettere al centro il tema economico. Tradotto, quanti soldi lo Stato lascerà alle regioni in relazione alle competenze relative. E qui c'è l'inghippo della spesa storica, ovvero quanto al momento lo Stato spende per i servizi nelle singole regioni, perché, lo dimostra questo documento ministeriale, in Veneto Roma risparmia tantissimo rispetto a quasi tutte le altre regioni. Questo è il passaggio che tanto impensierisce chi da sempre si batte per l'autonomia del Veneto. Ci sono disparità enormi tra regioni a statuto speciale, ma anche tra regioni a statuto ordinario. Per cui la garanzia che il Veneto deve avere è che dal costo storico si passi al fabbisogno standard, che è il fabbisogno finanziario minimo per dare un servizio di una qualità adeguata. Un calcolo che per legge lo Stato avrebbe dovuto fare da anni e che ora pare addirittura stralciato dalla bozza d'accordo con le regioni, proprio perché non si riesce a calcolare, col rischio che al Veneto rimangano solo le briciole. Nell'intesa fino a qui era stabilito che se in 3 anni lo Stato non fa la sua parte, cioè calcola i fabbisogni standard, è costretto a dare al Veneto la media nazionale pro capite,
che è comunque un numero che è superiore al costo storico rispetto a quello che oggi spende lo Stato in Veneto. Questa norma è sparita da quello che si legge sui giornali, e questo significa che lo Stato non ha più nessuno che gli tiene il fiato sul collo per calcolare il fabbisogno standard, e quindi potremo continuare altri 10 anni a costo storico. E allora a quel punto la domanda è: perché il Veneto dovrebbe portarsi a casa delle materie, delle funzioni, quindi delle responsabilità verso i propri cittadini con risorse inadeguate? Non è che poi per, come dire, pagare i servizi sul territorio succede quello che già succede per le autostrade, le strade, che ce le dobbiamo pagare 2 volte? Uscirà nel 2020, si intitolerà 18 regali, non poteva essere altrimenti, perché è la storia straordinaria di Elisa Girotto. Elisa rivivrà, certo lo farà su uno schermo, e per chi, e sono tanti, ne sente la mancanza da troppo tempo, potrebbe sembrare ben poca cosa, ma la sua è una storia che ha commosso tutta l'Italia e non poteva non essere raccontata, anche per immagini. Poco più di un anno fa le prime voci di un possibile film, poi le conferme fino alla ufficialità dei produttori della Lucky Red, con il via libera alle riprese. 18 regali uscirà nel 2020 e saranno i volti e la capacità interpretativa di 2 stelle del cinema italiano come Vittoria Puccini ed Edoardo Leo a dare voce al dramma di Elisa Girotto e del marito Alessio Vincenzotto, diretti da Francesco Amato. Il dramma di quei mesi del 2017, quando la giovane mamma di una bella bimba di poco più di un anno aveva scoperto che la sua vita aveva una data di scadenza senza appello. 2 mesi, cancro al seno. 2 mesi nei quali mamma Elisa ha deciso che la sua piccola Anna l'avrebbe conosciuta, e non solo attraverso le foto. Ecco il senso di quei 18 doni, uno per ogni compleanno fino alla maggiore età, per accompagnarla mano nella mano, anche solo virtualmente. Perché, come ha sempre ricordato il marito Alessio, a Elisa non mancavano forza né coraggio. L'insegnamento è sicuramente quello di non mollare mai, di credersi fino alla fine e di perseguire i propri sogni come lei ha fatto. Mamma Coraggio, appunto, l'hanno chiamata, ma in fondo basterebbe mamma. Una storia che ha commosso tutti, che ha portato il comune di Spresiano a intitolarle una star della biblioteca, una storia rimbalzata in tutta Italia, fino a farne un film che si concentrerà proprio su quei 2 ultimi terribili mesi. Agli attori e al regista il compito di narrare una vicenda di amore e di forza incredibili. Anna potrà abbracciare simbolicamente la mamma quando sarà più grande e vedrà il film, ecco perché abbiamo accettato che si facesse, ha detto in questi mesi Alessio. Elisa dunque rivivrà in quelle immagini, ma in fondo Elisa rivive già, anno dopo anno, con i 18 doni a sua figlia, il suo messaggio di amore senza tempo. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso, per parlare dei saldi estivi che scattano domani, come in tutto il Veneto, anche nella Marca. Una partenza con tante speranze per i commercianti, perché il maltempo di maggio ha spinto molte famiglie a rinviare gli acquisti, con una conseguente riduzione del giro d'affari per i negozianti di circa il 40% a livello regionale rispetto alla media stagionale. Le vendite primaverili, conferma il presidente regionale di Federazione Moda Italia Giannino Gabriel, sono completamente saltate, e quelle estive sono partite con grande ritardo, quindi si guarda a questi saldi con molta speranza. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia veneta spenderà in media poco meno di 230 euro, cioè circa 97 euro pro capite. E adesso parliamo della nuova edizione degli incontri a colazione dedicati agli imprenditori. Oggi a Treviso il secondo appuntamento nella sede di Ascotrade. Uffici di Ascotrade, sede di Treviso, ore 7:30, caffè, brioche e imprenditori che si confrontano. L'iniziativa lanciata con successo dall'azienda di distribuzione di gas ed energia elettrica per creare nuovi rapporti e possibilità. Un'idea che nasce nel 2018, colazione con Ascotrade, un modo alternativo, innovativo di incontrarci tra imprenditori. Siamo contenti di dare loro l'opportunità da una parte di conoscersi, di fare business, di creare nuove opportunità di impresa alle 7:30 del mattino, l'unico spazio dove gli imprenditori possono, come dire, lavorare, pianificare, perché poi alle 8:30 si va tutti in ufficio. Un incontro fissato all'ora della colazione per dare modo ad artigiani, imprenditori e commercianti del territorio di sviluppare la reciproca conoscenza.
All'appuntamento non sono mancati anche gli imprenditori del futuro con le loro start-up. Noi stiamo creando una nuova start-up e vogliamo crearla all'interno dell'economia circolare. Certamente l'evento di Escotrade è un evento che ci interessava, quindi conoscere loro e farci conoscere un po' noi. La goliardia non è mancata per rompere gli indugi con lo scambio di idee ed opinioni anche culinarie grazie alla sfida tra il tiramisù realizzato da una veneta e da un friulano. Gli ospiti intervenuti sono stati infatti chiamati poi ad essere i giudici nella sfida del tiramisù, ricetta friulana contro ricetta trevigiana. Potremmo ridefinirla la nuova colazione da Tiffany, nel senso che crea quel misto di glamour, quel misto di sex appeal che ci porta a incontrare persone nuove dentro a un viatico eccezionale che è quello dell'assaggiare la prelibatezza per antonomasia del nostro dessert trevigiano, il tiramisù, e quindi ci fa stare insieme e aprirci subito di buon mattino a nuovi incontri e a nuove contaminazioni. L'incontro durato circa un'ora ha raccolto il consenso ed il plauso degli imprenditori presenti che si sono già detti disponibili ed interessati a partecipare alla prossima colazione a Conegliano. Abbiamo visto il tiramisù ma non solo, allora vediamo ad Albignasego la partenza del primo festival della cucina veneta. La tradizione culinaria veneta è unica al mondo e supera il concetto di cucina regionale per abbracciare le influenze che una metropoli multiculturale come Venezia ha saputo incorporare nella sua storia. Per non parlare del fatto che dalle Dolomiti al Po, dal Garda alla Laguna e passando per una varietà ambientale vastissima, nelle pentole delle case del Veneto finiscono da secoli materie prime di grande qualità. Da qui parte il percorso della prima edizione del Festival della Cucina Veneta, che fino a domenica porterà a Villa Obizi di Albignasego il top della produzione enogastronomica regionale. La prima cucina internazionale della storia, grazie anche alle peripezie, all'eccezionale storia della Repubblica di Venezia, quindi 10 secoli in cui noi ci siamo appropriati di tradizioni gastronomiche orientali, mitteleuropee, greche, slave, abbiamo creato un modello di cucina unico al mondo grazie a questa storia e grazie chiaramente alla varietà geografica. Il 5, il 6 e il 7 luglio ci sarà tantissimo cibo, ci sarà da mangiare e da bere, ma ci saranno laboratori, workshop per bambini, presentazioni librarie, spettacoli teatrali, rievocazioni folcloristiche, concerti musicali, quindi moltissima cucina ma tantissima cultura. E anche l'assessore regionale ha una sua lista delle preferenze quando si parla di cucina. Si va dal pesce, dalle sardine in Saora, che penso siano nel cuore di tutti noi veneti, al pearà veronese, ma passando attraverso il baccalà alla vicentina, quindi io metterei queste 3 ricette tutte insieme per poi da padovano naturalmente sposare le buone straiche. Al festival si mangia e si parla veneto perché lingua e cucina sono legate a doppio filo. In questa terra i veneti si esprimono in molti modi, la pittura veneta è famosa, i veneti fanno paradigma in tutto, questo dobbiamo renderci conto, è una cosa importante, c'è una pittura veneta, c'è un rinascimento veneto, c'è una cucina veneta. E per gli amanti della storia non è una sorpresa che fra gli stand del festival trovi spazio un corner dedicato esclusivamente al caffè, sentite perché. I primi importatori sono stati i mercanti veneziani e la prima bottega del caffè è stata aperta a Venezia, lo conoscono tutti come Caffè Florian. In ballo quindi 3 giorni di degustazioni, convegni, focus, cooking show, musica e spettacoli dedicati interamente alla cucina veneta, alle tradizioni e alla cultura della nostra splendida regione. Cucina etnica o cucina regionale? Cucina veneta. A proposito del weekend bisogna dare un'occhiata anche un po' al cielo, al tempo, e sarà un tempo un po' a intermittenza. Bronzatissima. Primo settimana di luglio con tanta gente già al mare a caccia della prima bronzatura, che sarà un po' ad intermittenza visto che per sabato e domenica ci sarà sì sole ma anche qualche temporale. Protagonista come sempre l'anticiclone delle Azzorre che dopo aver garantito negli ultimi giorni stabilità inizia ad arretrare. Questo anticiclone si è leggermente indebolito, ne ha approfittato subito qualche impulso di aria fredda che ha dato vita a dei temporali. D'altronde l'energia potenziale nella bassa atmosfera è forte perché il calore e le temperature rimangono alte. Così come per l'inizio della settimana e magari più attenuato ci sarà qualche temporale nelle previsioni del nostro meteorologo. Prevediamo su Treviso ma su tutto il Trevigiano, per domani ancora c'è la prevalenza sereno nel
pomeriggio un'attività cumuliforme dovuta appunto al caldo, e poi per qualche impulso nel tardo pomeriggio, ma soprattutto sui rilievi, nelle zone prossime ai rilievi, potremmo avere qualche fenomeno temporalesco, ma nulla più. Andrà un po' peggio domenica, soprattutto verso il mare. Nel pomeriggio anche in pianura, anche verso sud, diciamo, potremmo avere qualche temporale, però che durerà poco, ecco, ma che localmente potrà essere anche di una certa intensità. Una situazione che continuerà anche nella settimana entrante, con un lato positivo. Con il caldo però che calerà un po', quindi le temperature si porteranno intorno ai 30 gradi e avremo qualche fenomeno di instabilità in modo molto irregolare. Ma questo soprattutto sui rilievi, perché al mare, grazie alla brezza, la bronzatura senza afa è assicurata. Le labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine. Per chi resta in città invece, il fine settimana a Treviso è dedicato al folklore, da ieri fino a domenica gli spettacoli dei gruppi arrivati dall'est Europa ma anche dal Nuovo Mondo. Dalla Polonia al Messico passando per Treviso, e questa è la 12ª edizione di Sile Folk, organizzato dalla Pastoria del Borgo Furo di Canizzano. Ieri sera l'avvio con lo spettacolo folcloristico lungo il Sile, oggi il passaggio a Castelfranco al Teatro Accademico, e domani la giornata più importante, la mattina lo spettacolo Loggia dei Cavalieri e la sera in Piazza dei Signori. Ciao a tutti, guarda cosa che avevamo portato qua. Vi aspettiamo tutti quanti sabato sera in Piazza dei Signori, perché sarà uno spettacolo bellissimo, che sarà Colombia, Messico, Polonia e Slovacchia e non altri della Pastoria. Fra pochissimo invece a 20:10 ci saranno i Papu, Andrea Appi e Ramiro Besa insieme a Lucio Zanato per parlare di 30 anni di carriera e anche l'occasione per parlare della nuova programmazione. Sarà un luglio assieme ai Papu ogni domenica sera con 4 spettacoli appunto dei Papu. Allora fra pochissimo ne parleremo proprio con loro. Adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Benvenuti al Meteo. La giornata di sabato 6 luglio vedrà delle infiltrazioni umide che raggiungeranno nuovamente le Alpi provocando acquazzoni e temporali, ma non soltanto sui rilievi. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato nella prima parte della giornata, col passare delle ore non si escludono, come detto, dei rovesci sui settori alpini, in estensione anche alle aree pianeggianti circostanti, meno probabili tuttavia sulle aree costiere. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, valori massimi sempre piuttosto bollenti, compresi invece tra 31 e 36 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto al mattino, ma con qualche precipitazione sui monti e localmente fin verso le pianure a partire dal pomeriggio. Attenzione a possibili temporali intensi. Temperature minime tra 21 e 24 gradi, massime oscillanti tra i 30 e i 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole al mattino. Col passare delle ore saranno possibili dei fenomeni instabili, specie sulle Alpi di confine, anche violenti e con locali grandinate. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime comprese invece tra 34 e 35 gradi circa. Bene, dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.